No! Eccolo qua, arrivato il mitico Marso 94 e giustamente in Friuli, cosa facciamo? Bella birretta, no? Ma ciao a tutti amici e amiche bikers, benvenuti in questo nuovo video. Oggi signori abbiamo un grande ospite d'eccezione direttamente dalla Sicilia, Marso 94. Oggi ho recuperato il mio amico Eugenio e adesso stiamo raggiungendo Marso 94 e lo portiamo innanzitutto a Piancavallo, poi Sella Cantutan e poi verso la Slovenia, perché lui è diretto in Slovenia e quindi lo accompagniamo in questa sua bellissima avventura. Sono veramente felice di incontrarlo e conoscerlo dal vivo, non vedo l'ora di fare qualche curvetta insieme a lui. Per chi non lo conoscesse ovviamente andate sul suo canale Marso 94, tantissimi viaggi, test ride, veramente uno dei motovlogger che apprezzo di più su YouTube Italia Motori. Veramente gli faccio grandi complimenti, li farò anche dal vivo. Adesso vediamo se è già arrivato, perché era un po' in ritardo, neanche arrivasse dalla Sicilia. scherzo. Eccoci qua, arrivati al punto di ritrovo. Salutiamo il nostro amico Eugenio. Buongiorno, saluta a tutti. Il suo bellissimo Duke pronto a dare la paga a tutti. Ricordiamo che Eugenio ha fatto la notte, quindi andiamo tranquilli, no? Siamo tutti provati qua. Allora, tu hai fatto la notte, io non ho dormito con il bambino che mi faceva diventare matto. Marso arriva dalla Sicilia, sarà stanco morto, quindi tranquilli, non scanniamo, ci godiamo il panorama. Vedete, adesso andremo lassù, che è Piancavallo, una bellissima strada da cui dall'alto si ha una visuale veramente mozzafiato. Oggi non c'è neanche una nuvola, quindi avremo un panorama stupendo. Bene, dai, adesso aspettiamo Marso e dopo si va. One eternity later. Bene, abbiamo recuperato il mitico Marso 94. Adesso ci dirigiamo verso Piancavallo, meravigliosa strada. Devo dire che è una delle mie preferite. Vedrete dall'alto che fantastica visuale che abbiamo. Marso si fa subito vedere. Come va Marso? Monoruota. Diciamo che la fatica di essere arrivato dalla Sicilia non si fa sentire. Ciao Marso, è stato bello. Fuserigno si conferma sempre un grande fermone. Ciao Eugenio, vai che tu forse li stai dietro, io non di sicuro. Niente, tutte le strade più belle le devono rovinare con la fibra. No, God! Devo collegare gli interfoni. Ah, sì. Dopo. Auto vero? No. Attenzione, colpa del bauletto sicuramente, si alza l'MT per colpa del bauletto, già in penosa di su. E se ne va Marso, di gran carriera. Eugenio. Sempre uno spettacolo Piancavallo, signore. Peccato che anche qua ci hanno rovinato con sta fibra. Cristi maledetti, sta a destra! Dio. La cazzo di Marso 94! Come scanna Marso, ragazzi! Si intuiva dai suoi video che è uno scannatore seriale. Invece sui video di Fuserigno troverete solo birrette rigeneranti. Una cortesia, simpatia. Quello è il mio essere motociclista. Sono un motociclista da bar del Passo.
quasi arrivati alla mega terrazza dove si vede una visuale pazzesca. Puoi fare un 2 foto? Che c'è un bel panorama. Ma c'è troppa luce. Andiamo. Il bar è in diretta, Sì, c'è il paesino di là. Andiamo. Coglioni, sempre in coppia. Gli amici ciclisti, sempre. Salve, salve. Signori, Piancavallo, sempre stupenda, guardate qua che paesaggio fantastico. Località sciistica, bellissima ragazzi. Ma quella davanti è come nuova, no? La gomma mi pare. 7.000 km. Ciao, buongiorno. È qua praticamente una località sciistica d'inverno, ci sono le piste, carina, no, la strada? Soprattutto è bello che sia fresco. Sì, soprattutto all'ombra, si stava bene, no? Quel freschetto. Lui arriva dalla Sicilia in moto. Lo comprendi. Ah, noi italiani. Deutsch, Germany. Ciao, Aprilia. No money. But my problem zero. Zero problem. Oh, very good. You speak very well. Eccolo qua, arrivato il mitico marzo 94 e giustamente in Friuli cosa facciamo? Una bella birretta, no? Per iniziare il giro. Oppure un... no, guarda qua. Cosa? Un insetto. Ah, un ospite indesiderato. Ha sete anche lui, qua in Friuli anche gli insetti hanno sete, vero? Bene, bene, dai, ottimo. Adesso ci godiamo una bella birretta rigenerante, così Fuserigno va sempre più piano e vediamo Marso se invece gli fa l'effetto inverso. Facciamo il brindisi, eccoci qua. In realtà questo è fake perché l'abbiamo già È fatto. fake, l'abbiamo già fatto col suo video, però la rifacciamo. Viva, mi raccomando. Viva. Anche Eugenio. Ok, qua si dice viva. Viva, sì. Viva. Salute, viva. Comunque devo dire che Marso è veramente una persona genuina, come si vede nei video, e non è sempre così a volte e si vede proprio che è una bellissima persona, quindi gli faccio tantissimi complimenti. Ovviamente iscrivetevi al suo canale se ancora non l'avete fatto, perché merita, veramente persona squisita. Bene, eccoci qua, ripartiamo con Marso, birretta bevuta e si riparte. Minchia top. Eccoci qua dalla meravigliosa Piancavallo, ripartiamo in zona Barcis. Adesso qua la stradina è un po' così così, un po' sporchetta in teoria, quindi vediamo se scanna lo stesso Marso anche qua. Però è più, diciamo, panoramica, da godersela tranquilli. Vedete, ci sono passaggi di mucche, merde giganti, però il paesaggio veramente merita. Comunque ci siamo bevuti una bella birretta rigenerante che non può mai mancare nei video di Fuserigno. Scambiato 4 chiacchiere con il buon Marso, splendida persona, ve l'ho già detto. E poi il bello secondo me di queste, tra virgolette, collaborazioni, questi incontri, che appunto incontrarsi dall'estremo, no, dell'Italia, lui dal sud che viene al nord, sono veramente dei viaggi, degli incontri fantastici, perché ci danno la possibilità anche di scambiarci, no, impressioni, fare amicizia. D'altronde questo è il bello del viaggiare, no? Scoprire nuove culture, nuovi posti, conoscere nuove persone. Alla fine queste cose ti arricchiscono personalmente. Viaggiare è questo, è l'essenza del viaggio, ragazzi. Madonna di Dio. Brocciolino di merda. Spero che queste strade gli piacciono a Marso. Insomma, lo sto portando nel cuore del Friuli, fargli vedere, diciamo, il meglio del meglio. Ovviamente il tempo è quello che è, quindi non riuscirà a vedersi tutto. Mi sa che deve saltare un po' di laghi, un po' di montagne, perché la destinazione principale ovviamente è la Slovenia. Ho cercato di fargli un itinerario il più possibile divertente,
vedendo anche posti meravigliosi che il nostro Friuli ci regala. Attenzione, cartello, la nostra passione dal nord al sud. Eccoci qua, il lago di Barcis. Inizia a intravedere, lago artificiale però sempre bello. Meraviglioso lago di Barcis, che spettacolo, questo passaggio è veramente fantastico da fare in moto, molto suggestivo, ci tenevo a farlo fare a marzo. How did you find a way to run from the city of the sun? You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. I mistook you for a son. It don't matter what we think when it's all over, 'cause this is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power, yeah. This is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power, yeah. Però vedi, dà anche SDR, vedi? Ecco qua, l'incubo di ogni motovlogger, bestemmiare contro la GoPro. Eccoci qua, un'altra birretta rigenerante insieme a Marso, Eugenio. Cin, viva, viva. Marso si dà all'acqua.